Si sente. Benissimo, riprendiamo le interviste. Abbiamo l'onore di intervistare niente po' di meno che Enrico Mariotti del Centro Palmer Scandiano, una partita un po' altalenante tutto sommato. Te come la giudichi? È una partita strana, sì, effettivamente alti e bassi, un primo tempo un po', diciamo, beh, noi il primo tempo ci sono stati fischiati 11 falli e diciamo ci ha messo un po' in confusione, poi se c'erano o non c'erano è un altro discorso. Ho sentito dalla panchina che non è che ti lamentavi, dicevi attenzione ragazzi, ci fischia, Sì, però secondo me è sempre stato con una correttezza, molto fiscale su alcuni falli, qualche fallo a mio avviso non c'era, però poi è un'interpretazione dell'arbitro che va rispettata per quello. Esattamente. Io ai ragazzi chiedo di non giocare contro l'arbitro, anche se sbaglia, perché si sbaglia l'arbitro ma sbagliamo anche noi. Quindi Certo. è chiaro che però tanti falli da una parte e poco dall'altra, quando i contatti sono gli stessi, insomma, può creare in una squadra giovane come la mia delle difficoltà mentali e psicologiche, quindi si era più presi dall'arbitro che dal gioco. Nonostante tutto siamo andati in vantaggio, poi diciamo che Un secondo tempo è iniziato veramente un secondo con testa, tempo con che testa. è iniziato in maniera diversa, abbiamo sfruttato le nostre occasioni che nel primo tempo non abbiamo sfruttato, parlo dei contropiedi, dei testa a testa che abbiamo avuto, e il secondo tempo siamo stati bravi, cinici in quello e quindi ci siamo messi davanti con 3 gol. Poi c'è stata una reazione immediata Esatto. del Montecchio che ha trovato subito 2 gol, ecco, c'è stato alti e bassi e poi ci siamo ripresi di nuovo dove credo che abbiamo diciamo, avuto il controllo poi della partita, abbiamo gestito bene la fase difensiva, in sofferenza perché chiaramente il Montecchio è una buona squadra, soprattutto in casa, ha della qualità e noi siamo stati ancora bravi a riportarci con 3 gol di vantaggio e gestire la parte finale degli ultimi minuti. Come avete preparato il campionato? Vi siete prefissati un obiettivo? Quello che viene, insomma, hai detto squadra giovane, quindi... Beh, è una squadra giovane che ha un paio di ragazzi un po' più grandi, ma un po' più grandi. Diciamo che il nostro obiettivo ci piacerebbe rientrare nelle prime 4, sinceramente, assaggiare un po' l'area dei playoff, però siamo coscienti, io sono consapevole del livello dell'A2, ci sono tutte squadre molto equilibrate, quella che può sembrare il Mirandola, che poi è stata costruita all'ultimo momento perché è stata ripescata, ha perso solo 2-1 stasera contro il Modena, che è in finale di Coppa Italia. Esatto. Mi sembra. E quindi, o perlomeno si è qualificata per... semifinale, esatto, dai. quindi insomma un'ottima squadra, ci sono 6-7 squadre dello stesso livello in questo girone e quindi sarà una battaglia aperta e difficile per tutti. A noi piacerebbe quello, siamo consapevoli che dobbiamo sudare le partite come stasera, tutte le partite della stagione. Bene, ti ringrazio, un saluto a tutti quanti voi e un in bocca al lupo per i prossimi match. Grazie. Grazie Bocca al lupo Enrico. anche a voi. Grazie, salute, buonasera a tutti. Buonasera.